Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Quest'oggi parliamo di Venezia, del suo carnevale mitico dedicato quest'anno a Casanova, e lo facciamo attraverso il progetto Casanova 300, che ci racconta un Casanova diverso, non l'amore, non il personaggio, ma la fuga dai piombi. È una mostra che è stata allestita a Venezia, di cui parliamo con Nadia De Lazzari, che è, oltre ad essere giornalista, è anche presidente dell'associazione Venezia Pesce di Pace, e devo dire un progetto bellissimo questo della sua associazione, che già le ha fruttato 2 medaglie del presidente Mattarella, e che nasce nei tempi della guerra a Sarajevo, quando Venezia e Sarajevo erano amiche e legate appunto dalla speranza di pace. Ma oggi ci è venuta a raccontare qualcos'altro. Nadia, intanto benvenuta. Grazie a tutti per l'invito. Spieghiamo un po', spieghiamo che cosa c'è qui sopra il nostro tavolo. Abbiamo una fantastico Casanova. Questo è Casanova, abbiamo la pelle, i tessuti, l'abbigliamento di Casanova, che è formato da più accessori che hanno una storia molto particolare, perché sono stati tagliati, cuciti, confezionati dalle detenute, da un gruppetto di detenute del carcere femminile della Giudecca. E che sono collegate ad un progetto che appunto si sta tenendo a Venezia in queste giornate, Casanova 300, che già domenica ha avuto un momento bellissimo con la rievocazione della fuga di Casanova dal carcere di Venezia ai piombi, perché quando a un certo momento Casanova ne combina un po' di tutti i colori, viene preso e incarcerato. Sì, Casanova aveva tanti amici, anzi direi 3 amici in particolare, amici potenti: Bragadin, Dandolo e Barbaro, senatori, però aveva anche dei nemici, e quindi questi hanno fatto una spiata e sono entrati nella sua casa e l'hanno messa a soqquadro, mettendo in subbuglio, portando via anche i suoi libri di astrologia, della Cabala, a cui piacevano molto. Non ci credeva, ci rideva sopra, lui scherzava, e da questo momento diciamo particolare di casa sua, il giorno successivo l'amico senatore Matteo Bragadin gli ha consigliato: Giacomo, è il momento che tu devi andartene da Venezia, scappa, parti, fuggi, perché questa città è diventata pericolosa per te. Giacomo non l'ha ascoltato, Giacomo faceva di testa sua. Giacomo aveva 3 parole, un trinomio importante per la sua vita: libertà, amore e verità. E quella libertà di dire no al suo caro amico gli è costata cara. Gli è costato un arresto. L'arresto, diciamo, sti piombi di Venezia, ancora adesso li andiamo a visitare, pensiamo cos'erano nel freddo, nell'umidità, nelle ristrettezze, un uomo abituato a tutti gli agi, anche se non si era mai tirato indietro, qualche avventura anche con pochi mezzi, diciamo così, no? Non era, certo. Però insomma diciamo che quello è stato un momento terribile della sua vita. Sì, è riuscito a fuggire però. È riuscito a fuggire e ha avuto certo queste avventure, però abbiamo letto e studiato anche con le detenute, stiamo facendo il corso di formazione. Che cosa risulta? Un Casanova che ha sì avventure, ma avventure d'amore. Lui dice: io non ho mai pagato, e odia gli uomini che pagano, il mio deve essere sempre un sentimento. Per queste donne preparava anche delle feste, che la festa durava un giorno, ma la prefesta durava anche 6-7 mesi, perché voleva che fossero preparate nei dettagli. Allora lui cosa fa? Non ascolta il suo amico Bragadin, rimane in casa e sente bussare alla porta, apre e si vede, chi vedo? Vedo Messer Grande, che era il capo degli inquisitori di Stato. Subito non si preoccupa, dice: guarda chi c'è per me, questa persona. Lui gli dice: preparati, fai presto che ti porto via.
Non gli sembra vero di aver sentito queste parole. Si veste di tutto punto. Nel libro dice come se andassi a nozze, cioè vestito con tessuti di seta, con le piume, col migliore abito che aveva, pensando che gli succedesse qualcosa di meraviglioso, perché era un ottimista, era un positivo, e lui vedeva tutto sotto gli occhi della cultura, che ne aveva tanta, perché era avvocato, aveva studiato per andare religioso e anche militare, quindi aveva questa base molto spessa, importante. E cosa fa? Segue, si veste con calma e vede giù pronta una gondola, ma tutto attorno 40 arcieri. Come fa? Addirittura lui felice, non capisce che lo porteranno in carcere. Anche lì con questi 40 arcieri dice: guarda per me cosa fa Venezia, fa altro che mio amico Bragadin mi diceva scappa, scappa. Solo che si accorge subito che è una chimera, è un sogno tutto questo. È uno dei tanti del nostro amato veneziano Casanova. Fortissimo. Allora domenica c'è stata proprio la rievocazione in costume, ai piombi, c'è stata proprio una giornata dedicata a questo pezzo della storia della sua vita. Cosa è successo? È successo che sono arrivate 3 delegazioni, tutti Casanova, uno più bello dell'altro, da 3 città diverse: Orsera, Fiume, Lussino. Orsera in particolare perché a Orsera c'è il Casanova, un monumento di Casanova in bronzo, che è l'unico monumento del mondo. E quindi Intanto vediamo le barche che sono arrivate con le baute sul frontespizio, queste maschere veneziane che portano i nomi appunto, certo, di Orsera, di Fiume e Lussino. Avevamo a disposizione appunto delle barche che ci sono state messe a disposizione da Venezia, in particolare dalla campionessa Gloria Rogliani, le ha addobbate e con queste bautone che loro si sono fatti, perché sì, c'è stato anche un preambolo, quindi in Istria le hanno costruite loro, le hanno proprio fatte, sono andati i maestri maschereri ad insegnare questa arte della maschera di carta e colla. Bellissime, ero incantata qua a vedere le immagini di voi in costume con l'arrivo delle imbarcazioni e le baute, però questo gemellaggio con l'altra parte dell'Adriatico, che richiama appunto il lavoro che fa l'associazione Venezia Pesce di Pace, ci riporta un po' alla storia, no, di Venezia, alla storia dell'Istria e anche un amore che è corrisposto, perché anche al di là dell'Adriatico Casanova è amato. Certo, Casanova lo ricordano i suoi libri, Orsera in particolare lo ricorda perché c'è stato 2 volte, ricordano questo, da povero, quando nessuno lo conosceva, eppure lo ha accolto, e a Casanova è piaciuto questo posto, e poi ci è ritornato da ricco quando si è fermato con la nave, e anche qui si ricordano questo suo arrivo. Aveva un'attenzione particolare per le dame, con le quali faceva le passeggiate, prendeva il gelato e soprattutto la cioccolata. Con queste signore lui offriva la cioccolata, anzi si portava sempre un grattino che utilizzava durante questi incontri. Che era un'arma di seduzione la cioccolata all'epoca, non era come adesso che si trova al supermercato, insomma, era un bene raro. Raro, quindi e costoso. È costoso. Però aveva questi amici che lo aiutavano e lo sostenevano. Era molto amato e molto odiato, forse perché appunto perché era anche un po' rivoluzionario lui, tra l'altro, cioè era refrattario proprio alle regole, abbiamo sentito le parole libertà, verità, e quindi anche in un'epoca Venezia è sempre stata una città libera e tollerante, però comunque c'erano, diciamo, anche delle restrizioni anche nella città, quindi
molti dei suoi atteggiamenti venivano appunto legati, visti come opposti alla religione, veniva scomodato niente meno che il demonio, insomma, per cui Certo. esatto, è stato per questo che alla fine poi l'hanno preso per queste questioni legate alla Cabala, ad alcune sperimentazioni che faceva probabilmente sull'alchimia. E lì si è fatto ben 15 mesi. Ecco, quindi anche il collegamento con le detenute è ovvio, insomma, nel senso si parla di un uomo che era un esponente notissimo della società veneziana, messo ai ferri, come si dice, no? Ai piombi, no? Ai ferri. Quindi è venuto naturale anche cercare un collegamento con quelli che oggi sono le persone ristrette all'interno del carcere. Certo, diciamo che c'è stata una grande apertura da parte della direzione, della direttrice Maria Grazia Bregoli, che quando ho proposto di far conoscere Casanova a un gruppo di detenute mi ha dato subito l'autorizzazione, anzi è di più di un'autorizzazione, c'è una convenzione, quindi è un atto molto, molto forte, e da lì hanno messo un avviso, si sono presentate prima 5, poi 6, adesso sono 8 detenute che volevano capire questo Casanova, quindi Casanova è entrato in carcere e fa loro compagnia. Con che cosa? Con degli scritti, leggiamo la storia sua, però che è molto affine alla loro, tanto è vero che sono vicine a questo personaggio di più rispetto a quello che pensavo. Io ho detto saranno delle piccole lezioni, no, sono loro che poi capita anche che raccontano la storia. Di recente abbiamo letto di questo arresto, che lui si è vestito da nozze. A un certo punto una donna si è messa a ridere, perché ha detto: a me è successa la stessa cosa, perché ero vestita con un bel cappello, elegantissima, si è avvicinato un poliziotto, mi ha chiesto il nome e io ero felice di questo incontro, e dopo ho visto, mi hanno messo le manette e sono qui. Cioè loro ritrovano. Poi c'è anche un altro aspetto, vogliono capire come mai, ma questo me l'hanno detto più e più volte, come mai Casanova è arrivato a fare così scorribande con gli amici, perché durante la notte girava a Venezia e rompevano l'arredamento urbano, insomma ne facevano di tutti i colori. E come mai un personaggio così, di un spessore culturale, si abbassava poi, insomma, a combinarne atti di vandalismo. Sì, esatto, diremo che oggi diciamo che le osterie erano diffuse anche all'epoca. Sì, allora volevano capire e partire dalla famiglia. Lì cosa abbiamo capito? Che Casanova, il padre era assente, perché la madre e il padre erano degli attori, quindi padre assente. E poi il padre è morto quando Giacomo aveva 8 anni e non aveva più un riferimento maschile. La madre, che era un'attrice importante, tanto è vero che viene nominata da Carlo Goldoni, gira l'Europa, è famosa, da Londra, va a Dresda, va a Parigi, va addirittura in Russia, e lui rimane con chi? Rimane con la nonna, che però perde quando aveva 18 anni, e questo è stato per lui un grande dolore, e rimane senza radici, però con questi 3 amici, ma non sono la famiglia. Allora la vita della storia delle detenute è simile, perché molte di loro hanno detto che hanno cominciato a sbagliare quando il padre sparisce, la madre anche, e quindi c'è proprio una vicinanza di vite tra quella di Giacomo Casanova e la loro. Vedi che ci sono delle cose traumatiche nella vita delle persone che inducono queste situazioni.
da allora ad oggi non è cambiato molto da questo punto di vista. Ecco, l'associazione insieme appunto ad altre persone che hanno ideato questo progetto, magari adesso anche le nominiamo un po' tutte, ha ideato anche una mostra che si tiene proprio in questi giorni a Venezia fino al 4 di marzo presso la sede della Compagnia dell'Arte dei Maschereri di Venezia. Sì. E all'interno ci sono proprio le baute, che cosa c'è? Si può Sì. vedere a Venezia in Calle San Bernardo? Sì, si può vedere tutti i giorni, compreso sabato e domenica, è un'esposizione gratuita e questo gruppo di maschereri e sono architetti, sono persone che hanno valorizzato questa arte manualmente, hanno preparato sul tema queste baute di Casanova, ognuno l'ha rappresentato in modo diverso. Sono uomini, sono donne di varie età e invitano appunto a vedere questi loro prodotti artigianali. Si tiene a Calle Bernardo, che è tra Campo San Barnaba e l'università. C'è questa calle che poi finisce in Canal Grande, tutti i pomeriggi, guide appunto saranno le detenute, anche loro qualche volta saranno presenti per aggiungere ulteriori particolari sulla lavorazione delle maschere. Ecco, quindi sono state coinvolte da tanti punti di vista le giovani, appunto le detenute del carcere La Giudecca di Venezia, che hanno realizzato appunto anche questo costume attraverso la loro sartoria, che è una delle attività che loro fanno. Sì, fanno tante attività, c'è proprio all'interno del carcere c'è una sartoria legata a una cooperativa, e però ci sono tantissime altre attività, tanto è vero che io quando le incontro poi si mettono d'accordo, salutano velocemente perché hanno o lo yoga o la corsa, l'ora d'aria, chi la cucina, mille attività. Sono circa 100 persone che chi vuole lì non sta in una branda tutto il giorno, ma ha la possibilità di studiare, perché c'è scuola tutti i giorni, c'è anche scuola dalle elementari fino su alle superiori e anche con la lingua inglese. Stavo guardando qua tra le note, siamo dimenticati di raccontare una cosa bella dell'evasione di Casanova, cioè il post-evasione, perché anche quella è una cosa curiosa che fa capire un personaggio così emblematico, no? Fugge, invece di scappare dalla città si va a bere un bel caffè con la panna al Florian. Lo desiderava da tanto tempo, da ben 15 mesi, e quella cioccolata lui se la beveva vicino a una signora, a una donna, alla sua simpatia, e questa volta deve berla accanto a padre Marino Balbi, un padre somasco che lo ha insieme, appunto, sono fuggiti dal carcere, che lo ha anche aiutato, perché da un chiavistello che aveva preso ed aveva nascosto nei suoi vestiti, piano piano nei vari mesi è diventato uno spuntone che li ha aiutati poi a fare questo foro nel tetto di Palazzo Ducale. Anzi, quando esce si mette a cavalcioni, era la notte tra il 31 di ottobre e il 1° novembre, ed è bello quando si legge, dice, era la notte degli Ogni Santi, e lui dice, beh, ci sarà anche il mio santo qui, che mi aiuterà a fuggire, e infatti perdono il cappello, va giù, per fortuna ha detto va a sinistra e non a destra, perché a sinistra c'era il canale, a destra sarebbe caduto nella corte, e tutti si sarebbero, naturalmente, avrebbero capito che qualcuno era evaso. E allora ammira, sta lì a cavalcioni quella notte fredda, ha detto, e ammira la luna, una luna piena, guarda San Giorgio, guarda le cupole di San Marco, e poi cercano questa via di fuga attraverso una scala, poi addirittura appena lui riesce ad arrivare in solaio,
per lui era già libero, ma doveva ancora arrivare giù, lontano. Cosa fa? Era talmente felice e libero, ha detto, ecco questa parola che salta fuori tante volte, ero così libero che ho dormito per ben 3 ore e mezza. E il padre gli dice, non è momento di dormire, sbrigati, svegliati. Allora corrono, fuggono, arrivano giù delle scale strette, una scala stretta, eccetera. Poi in questa sala antistante, la Scala d'Oro, si cambiano di tutto punto, ecco che avevano nascosto anche i vestiti eleganti e Casanova apre la finestra perché voleva vedere fuori, che erano già le 6, 6 e mezza, e padre Marino gli dice, cosa hai fatto adesso, chi arriverà? Certo, è arrivato con calma, con tranquillità, un guardiano con queste chiavi che dondolavano, e anzi questo guardiano si scusa, dice, lo signori, mi scuso se vi ho chiusi dentro, ha detto, avete girato questa notte il palazzo? Eh sì, allora vede Casanova, vede la porta aperta, non dice niente, prende, fa giù di corsa fa le scale della Scala d'Oro, fa la scala gigante e finalmente arriva in piazzetta. E lì in piazzetta dice, dove vado? Vado alla gondola o vado a prendermi il caffè? No, ha detto, faccio la mia sosta al Caffè Floria, che da poco ha fatto i 300 anni come Casanova, sono coetanei. Sono coetanei, quindi era una delle novità anche molto belle, eleganti dell'epoca, ed è rimasto così per tutta la storia, insomma, fino ad oggi. Ecco, è una storia che fa riflettere su questo personaggio, anche sulle conseguenze, perché appunto il custode del carcere a quel punto viene punito severamente per la fuga di Casanova, e questo ci ricorda anche quanto è importante, quanta strada abbiamo fatto nel rispetto dei diritti delle persone incarcerate, anche se tanto c'è ancora da fare. All'epoca i piombi erano un posto terribile, insomma, infatti il guardiano dove la gente moriva in poco tempo. Muore dopo 6 mesi il guardiano, e Casanova se ne dispiace molto, Casanova che per 18 anni non tornerà più a Venezia, con grande tristezza, con grande solitudine, e lui dice sempre, in quei momenti sia in carcere che fuori, in esilio, perché è così, io mi attaccavo alla preghiera. Ecco, questo pensiero è stato anche, ha colpito anche le detenute, perché io ho chiesto, anche voi, ho visto cambiare il loro volto, e ha detto sì, c'è chi mi ha detto, io qui ho ritrovato la fede, l'avevo persa, ho fatto di tutto nella mia vita e ho perso la fede, ma qui l'ho ritrovata, la ritrovo con tanta umanità, perché ne parlano bene dei religiosi, parlano bene delle educatrici, del personale, proprio per quello l'abbiamo ritrovata nelle persone. Il carcere femminile è una realtà, tra l'altro, un po' meno dura del carcere maschile, meno affollato, insomma, ci sono tante iniziative, e questo probabilmente, come io poi lo dico sempre, cioè più si fa per i detenuti, più la società ne beneficia, perché escono persone migliori, persone che non delinqueranno più, persone che magari fanno un percorso interiore che le porta a diventare magari esemplari quando escono, no? Certo. Quindi questo è anche l'auspicio, che questo progetto possa portare a questo bel risultato, anche attraverso le iniziative che fate voi. Comunque andate a vederla questa mostra delle baute, perché è veramente molto carina. Non ci sarà più la rievocazione della fuga, vero? Non la fate ancora? No, però è una bella idea che mi ha dato, non è un'idea da scartare, anzi sarebbe bello, proverò a chiedere. Allora, l'attuale Casanova è Vittorio Baroni, che è l'autore del progetto, di tutto l'intero progetto, proverò a vedere se ha voglia di fuggire un'altra volta.
Grazie a Nadia De Lazzari, Presidente dell'Associazione Venezia Pesce di Pace e appunto dello staff che ha alla fine coordinato questo bellissimo progetto, e se avete voglia di andare a Venezia avrete sicuramente qualcosa in più da vedere visitando anche il famoso Ponte dei Sospiri che si affaccia sulle galere appunto di Palazzo Ducale. Grazie, noi ci vediamo domani e buona giornata, arrivederci. Grazie.